Il tema è di stretta attualità. La ripresa delle lezioni in presenza ha mobilitato le istituzioni e le aziende di trasporto pubblico. Lo sforzo è collettivo per conciliare le norme previste dal DPCM e la disponibilità dei mezzi. È un tema molto difficile anche perché dobbiamo conciliare le esigenze della scuola, quelle ovviamente del TPL, quindi di Dolomiti Bus. Dovremo riempire i pullman almeno con al massimo il 50% e cercare di portare i ragazzi a scuola al 75%. Si lavora alacremente al tavolo della prefettura, nominata dal Ministero dell'Interno, ente coordinatore di questa operazione. La provincia è di supporto assieme a Dolomiti Bus. Stiamo anche valutando la possibilità di coinvolgimento dei privati in questa operazione che è molto complicata, soprattutto perché c'è bisogno di molti più mezzi di quelli che ovviamente necessitano normalmente. Il nuovo DPCM ha ricalibrato il coefficiente di riempimento massimo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, riducendolo a una soglia non superiore al 50%. Detto limite, che sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e nelle linee guida vigenti, deve conciliarsi con la ripresa totale dell'attività didattica in presenza e le difficoltà non mancano, specie sul fronte della sicurezza. Siamo partiti da tre, scenari: 100% a scuola in presenza, 80% e 50%. Ovviamente il 75% imposto dal DPCM ci ha un po' spiazzato, quindi stiamo cercando di studiare delle soluzioni che imporranno dei pullman aggiuntivi sicuramente. E poi c'è un altro problema, quello del piazzale della stazione di Belluno, nel senso che con tanti pullman potrebbe creare dei problemi di sicurezza che anche questi dovranno essere valutati.